Buongiorno a tutti e benvenuti da Telaltobut. Voi siete il 29 di maggio del 2012 e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sta passando la sua prima giornata in Friuli. Tutta l'attaccata a Udin in te aule magne dall'università in cui il Presidente ha potuto vedere la proiezione del film Carnia 1944, un'estate di libertà. Un filmato che per mezzo dei voi dei Fruits racconta la storia della Repubblica di Carnia in tal ottobre del 1944. Poi è stata la volta di Faedis, in cui in te place è stata di staponare la targa in memoria delle vittime di Porzus. E finalmente si arriva in Chiarnia di precis a 10, in cui in tal teatro in Fruits hanno salutato il Presidente con in mano il tricolore e hanno cantato il nostro inno italiano. A far piacere che si canti il stesso inno da parduta la del napolitano, in ogni paese d'Italia. I sei stati bravissimi. I vi chiamò un posto di anni di studi. L'Italia spera in voatris. Prima di visitare la mostra allestita dal Comitato di San Florian, I bambini e il cielo, Napolitano ha ricevuto da smas dal partigiano Romano Marchetti, nome di Mattaglia Cino de Monte, la firme de petizione per salvaguardare gli uffici giudiziari di Chiarnia, che è stata sottoscritta da 44 sindici. Queste prime giornate si è concludute a Glemone, in cui è stata conferita la cittadinanza onoraria in nome da vicinanze da Stato, in che difficili momenti dal terremoto del 1976. Viodin allora le riprese esitite che hanno sconti la visita del Presidente Giorgio Napolitano in Chiarnia.
qui, lo stesso io dappertutto in Italia, in ogni luogo, in ogni angolo. Voi siete tutti bravissimi, siete diventati grandi cose, complimenti a chi vi ha istruito. Quanti anni di loro hanno questi titoli? Lei era più piccolo, più o meno. Avete ancora per poi anni da studiare, auguri tanti. Romano che dà la precisione.
sempre. Cosa c'è di bello con l'auto? Io sono andata a vedere i bambini dell'asilo, gli danno un regalo, tutti fanno il foto. Gabriele. Credo che io sono ucciso. Anche a chi? Ora ti messo Ja, to je proti.